Cavalli che stanno per essere chiamati agli ordini dello starter. Campionato europeo, prima prova, sponsorizzato Orogel. 1660 metri a percorrere, 11 al via dopo il forfait di Peace of Mind. 1 Uragano 3B, 2 Arazi Boko, 3 Testimonial OK, 4 Tesso B Sonic, 5 Tango Negro in seconda fila, 7 Satana Sophie, 8 Pantera del Pino, 9 Tarim, 10 Deimos Racing, 11 Ulena Car, 12 Tina Turner. Macchina che prende velocità ulteriormente, lascia i concorrenti. È partito l'Europeo 2018. L'errore di Tango Negro, 4 su di una linea, dall'interno Uragano 3B, Arazi Boko, Testimonial OK e Tesso B Sonic. Insiste Arazi Boko su Uragano 3B e i due si danno di bella nella primo Numero 200 7, metri, l'errore e la Sophie, squalifica per Satana Sophie, il lancio in 13,7, Uragano 3B è riuscito a tenere la figura a sinistra di Arazi Boko che parcheggia al centimetro avanti a Testimonial OK. 400 iniziali di puro fuoco in 27,9 da 1,10 scarso al chilometro, Uragano 3B in vantaggio nei confronti di Arazi Boko. Gruppo che si forma a pariglie con Deimos Racing che ai 643,8 progredisce gradualmente all'esterno. Le sue mosse seguite da Tesso B Sonic, terzo in corda, e Testimonial K avanti a Pantera del Pino. Poi Tarim, ancora la coppia formata da Tina Turner e Ulena Car alla retroguardia del gruppo Tango Negro dopo l'errore iniziale. 58 spagato gli 800, non lesina l'andatura Uragano 3B nonostante il 30 di seconda frazione. A destra Deimos Racing e in tasca Arazi Boko, 1:12,5 il chilometro iniziale con Deimos Racing che insiste a lato di Uragano 3B. Arazi Boko che è in attesa degli eventi, seconda pariglia di fuori Tesso B Sonic che però non riesce ad andare ancora a lato dei primi ai 3/4 miglio in 1:26,3 dove Deimos Racing è preponderante nei confronti di Uragano 3B. Dalla corda viene via Arazi Boko, poi per le vie brevi Testimonial OK, Deimos Racing che è passato nei confronti di Uragano 3B in open stretch, Testimonial OK, al largo Arazi Boko, Arazi che rimonta tutti, Arazi Boko che vince davanti a Testimonial OK. Al terzo Deimos Racing, 1:54,8 il totale, 28,5 gli ultimi 4, 1:11,4 la media al chilometro. Va in finale Arazi Boko, Ale Gocciadoro da favoriti, ma in un cliché tattico completamente diverso rispetto a quello che era lecito aspettarsi. Guadagna 3/4 di lunghezza nel finale nei confronti di Testimonial OK che aveva provato tutto in open stretch. Al terzo Deimos Racing che corre bene ma non benissimo. Al quarto Uragano 3B che paga il gran strappo iniziale. Ancora una volta la dritta arrivo con Deimos Racing che è passato nei confronti di Uragano 3B ma si vede che non è più fresco. Al largo Arazi Boko lo è di più, lo è anche Testimonial OK che ottimo secondo, 2:3,10 l'arrivo della prima prova del campionato europeo.